Già prima di Caporetto noi avevamo delle batterie inglesi di artiglieria mandate per amicizia simbolicamente sul nostro fronte. E gli ufficiali inglesi di artiglieria, ci sono i loro diari, i loro libri, dicono: l'esercito italiano, i soldati sono coraggiosissimi, è pazzesco come vanno a farsi ammazzare i soldati, i giovani ufficiali, ma quanto a tecnica, quanto a competenza, poco. L'artiglieria ha tanti cannoni, però fa poco, e poi hanno poche risorse. Fuoco normale per una batteria italiana significa sparare 6 colpi all'ora. Per una batteria inglese significa sparare 30 colpi all'ora. E la differenza si vede. C'è una diversa competenza tattica, diversi armamenti. Se ne accorgono gli austriaci. Gli austriaci sono abituati a combattere con noi e con noi se la giocano alla pari. Ma nel